Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare, da come avete visto nella mascherina iniziale, della storia un po' del Dante, di cosa si racconta in paese, perché voi dovete sapere che insomma questo signore qui, questo ragazzo qui, è un po' una leggenda, però sapete, sono cose di corridoio, quindi spesso volentieri sono un po' romanzate, però voi sapete che in ogni romanzo c'è sempre un fondo di verità. Quindi anche io sto sulle mie e non so se crederci o meno, so solo che lui era un po' più vecchietto di me di 3 anni e quindi lo vedevo da piccolino in giro, sempre un pochettino sulle sue, e mi sembrava un tipo un po' stranetto. Comunque vi racconto un po' cosa si dice. La prima cosa però, prima di iniziare questo bellissimo racconto di fantasia, chiaramente vi voglio chiedere, se non vi siete ancora iscritti nel canale di Ildegard e Marietto di Meziano, di farlo, ed eventualmente venirci anche a trovare nei nostri gruppi di Facebook, dove vedete qui sotto linkati i link per poter accedere a Facebook, e anche al gruppo di Telegram, dove ogni lunedì sera abbiamo degli incontri di studi esoteristi tenuti dal Marietto Veneziano e Hildegard. Bene, detto questo, iniziamo un po' subito col racconto del nostro Dante. Che, perché alcuni di voi mi hanno chiesto, ma chi è sto benedetto Dante, insomma, che compare all'improvviso nella vita del vostro Marietto Veneziano e gli racconta tante favole di fantasia. Allora, il Dante, prima di tutto, si narra che è nato verso gli anni 60, gli inizi degli anni 60. Purtroppo è stato catturato ed è rimasto in coma 18 mesi. Questi 18 mesi praticamente li ha vissuti vivendo per vari mesi, piazzato su un terrazzo, insomma era praticamente più di là che di qua. Ma il Dante mi ha raccontato durante un caffè, sempre al Bar della Pace, che lui questi 18 mesi è stato in Tibet. Mi ha raccontato che usciva dal corpo, no? E è andato in Tibet e ha vissuto là come se avesse raggiunto i 12 anni. Io queste cose qui chiaramente non ci credo, però lui mi ha detto che quando lo massacravano di botte da piccolino, lui era là in Tibet che si stava facendo degli addestramenti in questi monasteri tibetani. E quindi ha visto già là tutto il suo futuro e tutte le persone che avrebbe incontrato in questa vita. Poi chiaramente è ritornato, chiaramente adesso questa qui è una pillola breve del vostro Marietto e ve la racconto in sintesi, no? Poi ne farò altre sulla storia del Dante. Poi cosa è successo? Quando è tornato, purtroppo, lui era rimasto fermo praticamente a essere un vegetale fino più o meno all'età di 3 anni. Quando è tornato, visto che l'avevano rapito, chi l'aveva ridotto così, a un certo punto, visto che non se ne voleva andare ed era anzi tornato indietro, a questo punto qui hanno deciso di farlo nascere. E quindi praticamente gli hanno dato anche un altro nome, perché il nome principale che aveva dei suoi genitori, diciamo così, gli è stato cambiato, perché avevano paura, quelli che l'avevano praticamente rapito, che fosse rapito o di nuovo o che l'avessero trovato i suoi genitori. Quindi cosa è successo? È successo che l'hanno fatto nascere verso l'anno 64-63, più o meno. E quindi lui da lì ha dovuto ricominciare a ripartire, a capire e a parlare praticamente, ha incominciato a gattonare e quindi è partito col freno tirato a mano per 3 anni. E poi adagio, infatti i suoi genitori adottivi hanno sempre pensato che sarebbe rimasto muto. Bisogna anche fare una precisazione: i genitori del Dante erano dei militari, almeno il padre, così si racconta nei corridoi del paese, e anche il nonno. Sì, avete sentito bene, anche il nonno era un militare di alto grado e avevano fatto tutti e due le guerre, la prima e il padre la seconda guerra mondiale, ed erano stati decorati. Anzi, si dice in giro che il duce stravedeva per il padre del Dante. E quindi il Dante aveva un DNA che era come quello di un Doberman. E in più aveva anche le conoscenze esoteriche che gli avevano spiegato il Tibet, perché nella vita precedente era stato sicuramente un avatar o un grande guerriero. Morale della favola: verso praticamente gli 8 anni, che nella realtà erano 5 anagrafici ma 8 reali,
praticamente lo sono andati a riprendere e gli hanno spiegato alcune cose, così mi ha raccontato questa volta il Dante, gli hanno spiegato alcune cose nel futuro reale, nel futuro cosa succedeva ad esempio in Siberia. È lì che il Dante a un certo punto ha deciso la sua strada. Poi, è chiaro, le varie pillole che il Dante mi racconta sono sempre da prendere con le pinze, però diciamo che il Dante è sempre partito col freno tirato a mano, per il semplice fatto che già da piccolino, appena nato, hanno cercato di fermarlo in tutti i modi, però non ci sono riusciti. Anche perché si racconta che il padre, oltre che essere un militare valido, della seconda guerra mondiale, e faceva parte anche di un gruppo misterico cabalistico che praticamente lo rendeva quasi invulnerabile. E quindi, anche se era stato rapito, il padre l'ha sempre protetto perché lo andava a trovare in astrale, così mi ha raccontato il Dante. E mi dice il Dante, ma io non ci credo mai a quello che mi dice il Dante, che lui e il suo babbo, anche se morto, si incontrano spesso e volentieri al quinto piano in astrale e gli altri non riescono a capire cosa dicono, anche quelli del quarto e del terzo piano, perché parlano in ebraico antico. Ma io chiaramente queste cose qui mica ci credo, né? Dante le racconta su che è un fuoco d'artificio, ci vuole il giubbetto antiproiettile perché delle cose che quando le spara il Dante. Comunque, questa qui è la storia. Poi cosa è successo? È successo che da piccolino ormai il padre e questo team che stava col padre di paramilitari aveva deciso che doveva diventare un pezzo da 90 e quindi cosa succedeva? Succedeva che lo andavano a prendere e spariva per 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesi. Praticamente il Dante fino in quinta elementare non sapeva neanche leggere e scrivere, è sempre stato promosso a colpi, a colpi di spinte perché lui partiva e andava ad addestrarsi in questi campi militari. Quando tornava lui lo raccontava, ma non ci credeva nessuno perché pensavano tutti che l'avessero rapito. Infatti lui, il padre adottivo che l'aveva rapito, che ormai aveva deciso che se lo doveva tenere, praticamente cosa succedeva? Succedeva che lui, il padre faceva un allarme di rapimento, non lo trovavano più, dopo 9 mesi ricompariva e lui spiegava che era stato, non so, in, in Norvegia o in Africa a fare dei campi di addestramento in caserme militari, ma nessuno ci credeva. E poi il suo padre vero, chiaramente, che era anche un grande ipnotista, gli cancellava la memoria, ma gli lasciava tutto nel subconscio. Così mi ha raccontato il Dante. Però io ripeto che queste cose qui del Dante non ci credo. Ed è per questo che in quinta elementare lui praticamente, il Dante, era quasi un analfabeta. E in più tutte le botte che aveva preso, al di là dei campi militari, aveva preso un sacco di botte perché aveva delle missioni. Praticamente il Dante a 12 anni era un capitano di questo gruppo paramilitare, a 17 anni era un colonnello e a 26 anni è stato il più giovane generale del, diciamo così mi raccontano, queste cose sono storie che si raccontano nei paesi, sapete, è stato il più giovane generale dell'esercito occidentale della NATO. Praticamente solo Napoleone è stato ha raggiunto il grado di generale più giovane di lui, ma erano altri tempi. È stato il più giovane generale. Chiaramente però bisogna dire una cosa, il Dante era un generale dei corpi speciali, praticamente erano fuori dal radar di un soldato che avrebbe fatto la carriera militare normale, per il semplice fatto che lui ha avuto un colpo di fortuna perché, visto che era figlio d'arte, l'hanno arruolato a 5 anni, quindi a 26 anni lui aveva fatto tutta la scaletta. A 17 anni ha dovuto fermare un altro generale, così si racconta il paese, io non so se è vero, ha dovuto fermare un altro generale dei servizi segreti di un altro stato e lì era colonnello e poi dopo ha fatto tutta la sua gavetta fino a generale. Poi purtroppo il Dante è sparito, molto probabilmente si racconta che in un incidente in moto è morto e c'è la sua tomba in qualche parte dell'Italia. Io da quando aveva 26 anni non l'ho più incontrato il Dante e tutti questi racconti che vi dico sono racconti dei 26 anni in giù. Dopodiché il Dante io non l'ho più rincontrato. Quindi questa è in breve sintesi la storia del Dante. Poi è chiaro che il Dante
me ne ha raccontati di tutti i colori. Quindi, cari amici, oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha raccontato questa brevissima pillola per chi vuole sapere un po' la storia originaria del Dante, come è uscito fuori dal mazzo. E il Dante è uscito fuori dal mazzo in questo modo. Cari amici, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Marietto Veneziano e di Hildegard, e di venire a trovarci nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie e alla prossima, ciao!